Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Siamo in diretta su Radio Adige 640 del digitale terrestre e sui canali social, in particolare le pagine Facebook di Radio Adige e Verona Daily. Questa sera ci occupiamo di sport e in particolare di calcio. Il 2021 sarà un anno da ricordare per la Virtus Verona. La sua storia infatti è centenaria. Era il 1921 quando nel quartiere di Borgo Venezia nasceva una società sportiva sui generis, la definiamo così, che è arrivata ora alla Serie C, alle porte dell'Olimpo calcistico. Dal 1982, pensate, e anche questa è un'anomalia a livello europeo se non mondiale, il presidente e l'allenatore sono gli stessi e coincidono con la figura di Luigi Fresco, per tutti Gigi. Per commentare gli anni recenti e non solo della società rossoblù, che ha scalato in quasi 40 anni ben 8 categorie, abbiamo invitato il giornalista veronese Andrea Nocini, direttore di pianeta-calcio.it, e il collega Francesco Barana, entrambi legati, e vedremo poi il perché, alla Virtus e al quartiere di Borgo Venezia. Benvenuto intanto, e diamo il benvenuto al primo ospite, Andrea Nocini. Ciao, buonasera e soprattutto buon compleanno, tanto per rimanere lucidi, per fare un viaggio verso anche un po' di memoria storica virtussina. Grazie Andrea, buon compleanno alla Virtus, e forse volevi fare gli auguri anche a me, non so. No, io volevo fare compleanno a te e poi anche alla Virtus, perché il motivo lo si sapeva, era il centenario. Oggi sono 40 anni anche per me, quindi... Allora, iniziamo subito ascoltando le parole di colui che più di tutti incarna, essendone testimone diretto e protagonista, l'essenza virtussina, ovvero Gigi Fresco. Quando e come la sua storia personale si è incrociata con quella della società del Borgo. Sentiamo. Io ho cominciato a giocare nel 1970, e perciò molto presto, diciamo così. E poi nel 73 il mio allenatore organizzava la scuola calcio, io ho cominciato a dargli una mano, seguivo bambini da 7-8 anni, andavo lì, facevo gli allenamenti, così eccetera. E poi successivamente nel 76 ho preso in mano una squadra ufficiale, ho cominciato ad allenare quella. Chiaro che vedere la squadra che abbiamo fatto, noi eravamo in terza categoria, adesso siamo dei professionisti, è stato un bel salto, insomma, ecco, quello sicuramente è stato un salto notevole. Abbiamo scalato 8 categorie praticamente, sempre spendendo poco, facendo quello che non c'era in casa, facendo con i ragazzi del quartiere, eccetera. Ecco, avete sentito le parole di Gigi Fresco, sempre spendendo poco, sempre facendo quello che c'era in casa con i ragazzi del quartiere. A conoscere molto bene i giocatori, quelli che Fresco chiama i ragazzi, e soprattutto il quartiere di Borgo Venezia, appunto, è Andrea, figlio del compianto Sinibaldo Nocini, al quale la Virtus qualche anno fa, il comune di Verona in realtà, ha cointestato lo stadio divenuto Gavagnin Nocini. Iniziamo da qui, Andrea, dal tuo quartiere. Da cosa fece tuo padre per i ragazzi di quel quartiere, di Borgo Venezia? Ricordiamo anche la figura carissima anche di tuo padre. Beh, diciamo che mio padre era medico di base, specialista anche in medicina dello sport, che gli aveva dato una notorietà a livello europeo e mondiale, e praticamente era un ex calciatore fin quando aveva potuto, fino a 16 anni, perché il nonno, che era appunto ufficiale dei carabinieri, quando si accorse dopo una bellissima Veronica che era suo figlio, lui giocava sia perché non aveva neanche ancora raggiunto i 16 anni, sia perché appunto non poteva farlo, poteva essere tesserato, giocava in Serie C e giocava con un soprannome, Cicicchio, che deriva appunto dal Boccaccio, da una delle tante novelle del Boccaccio. E mio padre quindi la passione l'ha poi trasferita, non era riuscito a concludere la sua carriera perché venne poi la guerra e poi subentrarono gli studi di medicina e chirurgia. Infatti mio nonno l'ho preso a una parte, perché allora il calcio era visto come un luogo del demonio, non era visto come certamente un circo sfavillante che poteva anche dar denaro, come stiamo assistendo dagli anni 90 in poi, in cui il calcio è business. Ecco, mio nonno gli disse: o fai appunto
appunto il calciatore, o fai appunto lo studente oppure ti mando a fare il barbiere. E mio padre l'ha sempre ricordato come uno dei dispiaceri più grandi, che il poter non aver potuto continuare. E allora ha riversato questa passione, lui romagnolo, nel borgo dove lui, conoscendo mia madre, si è sposato, in Borgo Venezia, e ha dato il meglio di se stesso. Ripeto, era un buon calciatore alla destra del Faenza di Ravenna, lo prendevano così, non dico in giro, ma lo chiamavano appunto i tifosi. C'erano anche allora degli stracci con scritto giocatore per eccellenza alla destra del Faenza, ecco. Quindi il papà, appunto, il calcio per il calcio è stato tutto, è stato un gioiello di famiglia, non a livello economico come potrebbero dire vantarsene i Moratti, ovviamente ricchissimi. E allora vedi, quando tu mi dicevi Gigi Fresco, Borgo Venezia, la favola, allora noi dobbiamo anche fare una veloce disanima sociologica, nel senso che il territorio, la comunità, il Borgo Venezia con i suoi satelliti è il polmone più grosso di Verona, supera addirittura quello di Borgo Milano, e quindi il materiale umano ce n'era, ragazzi che volevano sfondare, appunto, che avevano mille sogni, li cullavano, li rincorrevano, ce n'erano tantissimi. Quindi Borgo Venezia, forse per chi aveva volontà e passione, poteva essere un trampolino di lancio. Ecco che si studia, deve essere analizzata, Matteo, la favola trampolino di lancio e di dove è arrivato adesso il Virtus, ovviamente dando di grande merito a chi ha preso la staffetta, mio padre, ovvero sia Gigi Fresco, che ha dato la vita. Ecco, il suo figlio unico è proprio la Virtus, anche se è il femminile. Capisci questo? Dobbiamo analizzarlo questo, perché dopo è venuto fuori il Chievo, ma Borgo Venezia era un quartiere laboratorio. Era una sorta di Marzotto Valdagno, cioè la Mondadori, appunto, le migliaia di operai. E quindi Borgo Venezia ha dato poi anche i natali, se la vogliamo proprio ricordare, non solo a Gigi Fresco, che è appunto uomo che ha fatto parlare di 6 giornali, ma anche e soprattutto al figlio del mio maestro Torino Bubola, che è Massimo Bubola, cantautore appunto di Fabrizio De André. Quindi voglio dire, anche da tanto materiale umano che non lo puoi ritrovare nell'estremità della provincia, non lo puoi trovare nel bassissimo veronese, nell'estremo veronese, doveva poi esplodere assieme alla passione e alla bravura, appunto, in un qualcosa che si chiama Serie C. Tra l'altro hai ricordato appunto che nel 63 fondò con un gruppo di amici legati al mondo appunto dello sport il Centro di Medicina dello Sport a Verona, quindi un impegno assolutamente decisivo. Il dottor Giovan Battista Fraccaroli, appunto, anche lui medico di base, ultra specialisti tutti e due, che era di via Montorio, insomma. Il calcio per il dottor Fraccaroli non era niente. Mio padre era quasi un po' il suo sesto figlio, ecco, il suo sesto maschio. E diciamo, ecco, è stato importante perché Verona si trasformò, Matteo, da centro di medicina dello sport a istituto nell'87, ebbe il conferimento a livello nazionale dal CONI. E rimaniamo appunto ancora un attimo sulla figura di tuo padre, perché è importante per il quartiere di Borgo Venezia. Da medico condotto ha conosciuto centinaia, migliaia di giovani, ha curato migliaia di famiglie, e lui diceva, una dichiarazione tratta anche dal sito della Virtus: è fondamentale anche attraverso la pratica agonistica creare degli uomini, se poi nascono anche degli atleti meglio ancora. È importante, insomma, soprattutto far divertire i ragazzi appunto attraverso il gioco. Lui considerava lo sport come una chiave anche sociale, di rivincita sociale, al di là di quello che può essere poi il risultato in campo, le vittorie, le sconfitte. Lui ci teneva che i ragazzi facessero sport per salvarsi da qualche altra strada un po' più buia o pericolosa, no? No, questo è un punto che tu dovevi sottolinearlo, e ti faccio i complimenti perché tu hai 40 anni e non 59 come il sottoparlante, e noi abbiamo vissuto una buona parte anche il disagio, quello della droga eccetera, e Borgo Venezia appunto batteva abbastanza in testa con Borgo Milano. E mi ricordo che mio padre andò a Mestre, allora si chiamava Mestre, la sede era Mestre, non è Marghera come adesso, batté più volte alla Khrushchev i pugni sul tavolo per dire: se mi date un pezzo di terra in più ne avrò una cella di meno, sia di manicomio che di obitorio, perché c'erano tante mamme che piangevano appunto il disagio della droga in Borgo Venezia. Fu poi accontentato, e quindi c'è anche l'importanza, perché la Virtus allora emigrava. La Virtus solo fino al 1970, nel gennaio, con l'avvocato e sindaco allora Renato Gozzi, democristiano di sinistra, appunto inaugurò
con un bel paio di forbici e il nastro tricolore, l'attuale appunto Policentro Sportivo Mario Gavagnin. Chiudiamo questa parentesi. Sì. Cosa hai provato invece quando hanno tagliato il taglio del nastro invece dello stadio Gavagnin Nocini? Quel giorno cosa hai provato? Beh, insomma, ti vengono in mente tante cose, soprattutto è stato un riconoscimento, credo, a quello che il babbo ha fatto per tanti ragazzi, perché vedi, tu dicevi anche il fatto di molla riscatto sociale, questo io chiamerei come invece... non come riscatto sociale come te l'avevo forse prima tagliata io in un primo tempo, quindi ti ho portato io su quel sentiero lì, ma a mio padre interessava che i ragazzi fossero sani, perché come medico sportivo mi raccontava che c'erano dei ragazzi che venivano anche da Rovigo, perché fu poi aperta a Vicenza molti anni dopo il centro amici dello sport, che mio padre appunto si confrontava con i genitori e diceva: ma sa che suo figlio c'ha un rene solo, dobbiamo stare attenti perché se gli arriva una pallonata poi può rischiare di perdere la vita. Quindi mio padre, come diagnosta, come cardiologo, come medico dello sport, interessava soprattutto la salute, il corpo della gente, e ci riusciva abbastanza, devo dire, perché sai, allora non è che potessi sbagliare, non è che ci fossero gli specialisti, siamo in un borgo dove c'è anche il cosiddetto Borgo Ciodo lì vicino, che è uno dei satelliti, dovevi attaccare via come delle cambiali appunto anche una specializzazione, una visita specialistica che costava allora 300.000 lire, io me lo ricordo, da parte di un ortopedico di cui mi vergogno di dire il nome e anche di ricordarmi. Mio padre invece non aveva il coraggio, perché sono famiglie numerose, se uno comincia ad avere un tipo di patologia deve andare dallo specialista, che se uno ha 4 figli hanno tutte con la stessa familiarità a livello di morbo, lì si mangia fuori lo stipendio. Quindi c'era anche da parte di mio padre quello slancio della romagnolità, di Fellini, diciamo la grande umanità che l'aveva trasportata, di Nenni e di Zaccagnini, se mi permetti questa parentesi politica, che li faceva vedere con una lente diversa. Dopo, sai, quando c'era la partita e vinceva il lunedì, ti regalava tutte le medicine, diciamo, quelle che gli portavano i propagandisti. Se invece perdeva era meglio non andare a trovare il babbo in ambulatorio, assolutamente, negli istituti di medicina dello sport. Grazie Andrea per questo profilo che ci hai tracciato di Sinibaldo Nocini, perché era doveroso per quanto ha dato al quartiere, per quanto ha dato la Virtus. Ecco, abbiamo detto la Virtus scala dall'82 ad oggi, 8 categorie. Quanto costa in termini oggi in Serie C, chiaramente, di energie e di sforzi, al di là proprio dell'aspetto puramente economico, una realtà come questa? Lo abbiamo chiesto al direttore generale Diego Campedelli, arrivato nella società nel 2014, poi nel 2016 l'incarico appunto di direttore generale e poi il salto dalla D alla C. Quanto è stato difficile proprio quel salto? Sentiamo. No, sicuramente è stata dura, perché oltre ai risultati del campo, che purtroppo e per fortuna sono importanti, c'è dietro tutta una serie di risultati da ottenere a livello di gestione della società e di equilibri finanziari, economici, che non è mai facile, soprattutto in questo momento, anche in questo momento di difficoltà che è dovuto anche purtroppo al Covid, che non permette alla società di fare dei bilanci magari o delle previsioni anche a lungo termine, perché non sai mai cosa può succedere il giorno dopo. Sicuramente è stato l'anno più difficile, è stato probabilmente il primo anno, perché quando arrivi in una realtà nuova come quella della Lega Pro devi cercare di ambientarti il prima possibile, sia a livello sportivo di campo sia a livello organizzativo di società. È stato un po' più difficile il primo anno, poi adesso abbiamo un po' capito come magari funziona, fai esperienza come tutto, e cerchiamo insomma di limitare gli errori al minimo, sia sull'aspetto sportivo sia su quello organizzativo. Abbiamo sentito le parole di Campedelli. Andrea, tu hai seguito tutta l'evoluzione, i vari salti di categoria. Ricordiamo anche da dove provieni. Recentemente parlo, perché la tua storia giornalistica è assolutamente lunga. Facciamo vedere però cosa fai oggi. Oggi sei direttore di Pianeta-calcio.it, una testata online di calcio dilettantistico veronese, alla quale sono anche particolarmente affezionato, perché ho iniziato proprio lì con te. Tu sei il mio maestro giornalistico, appunto, la mia storia professionale, insieme a Giuliano Paolini. Chiaramente avete nel 2005, insieme ad altri colleghi, avuto questa intuizione fantastica nel 2005, in tempi non sospetti, di
sbarcare sul web, sull'online, quando assolutamente non se ne parlava, e grazie anche a questa intuizione avete potuto raccontare in ormai 15 anni di storia vita, morte e miracoli non solo della Virtus ma di tutte le società dilettantistiche, per cui Pianeta Calcio costituisce proprio una vera e propria memoria storica. E poi torniamo di nuovo alla Virtus, però anche qui doveroso parlare di Pianeta Calcio. Beh, innanzitutto l'idea è stata partorita da Giuliano Paolini, ex bomber del Verona. Era stato un giocatore che Gigi Fresco aveva tentato in tutta la sua vita di poter fargli indossare la casacca a bande verticali tipo vecchio Bologna, Bologna appunto rosso-blu. A me l'ha solo dato da animare, io ho cercato di profondere appunto la grande passione, insomma abbiamo girato, è stata un po' dura, però quando tu sai che sei animato dalla voglia di conoscere, dalla sete, della curiosità appunto di fare qualcosa di innovativo, ovviamente non c'è pesato, però tutte le quasi sera eravamo a far fotografie perché mancava anche allora una grande spinta innovativa tecnologica. Adesso è tutto molto più facile, Matteo, la differenza di quando tu sei entrato a fare giornalismo rispetto a quando io lavoravo, che addirittura non c'era neanche il fax, e per arrivare a un giornale dovevi portargli con la moto addirittura la foto, aspettare 2 giorni dopo, perché non c'erano ancora le Polaroid, e poi portargli anche il pezzo brevi mano. E niente, che c'è, diciamo che la Virtus ha fatto sto grande salto, io un po' me l'aspettavo, perché è un po' la rivalsa dell'entroterra, dell'enclave. Se tu guardi in Italia, io ho avuto modo di lavorare 2 anni appunto a fianco di un potentissimo colosso dell'alimentazione, e abbiamo fatto degli studi, delle analisi appunto del territorio. È sempre la provincia che ti dà la spinta. Ovviamente la provincia non è, Borgo Venezia non è provincia, ma rispetto a una città che aveva già dato alla Serie C niente poco di meno che l'Audace San Michele di Mariolino Corso, di Dapozzo e Guglielmoni, e l'Hellas Verona da più di 100 anni, tu capisci che assieme alla San Bonifacese la Virtus creava una sorta di rivincita del territorio e appunto dell'enclave, quello ad est di Verona. Grazie Andrea, vedo che si è collegato nel frattempo Francesco Barana, che è sul treno, è di ritorno da Venezia, quindi lo ringraziamo per essersi collegato. Ciao Francesco, vediamo se il collegamento, siamo in diretta, è stabile, riusciamo un attimino a parlarci, sentiamo, ci senti? Ci senti Francesco? Francesco, ci senti? Sì, non sento. Ci senti Francesco? Prova. No? Fai un po' fatica? Ok. Abbiamo qualche difficoltà di collegamento. Chiedo alla regia magari di verificare se proviamo a ristabilire, a sentire il contatto. Intanto vado avanti con Andrea. Dicevi appunto, secondo te ha un segreto particolare la Virtus? È fresco il segreto di questa scalata o c'è qualcosa di più secondo te? No, secondo me l'hai detto giusto, è solo fresco, la ricetta è fresco, come il Pandoro ha una ricetta tutta particolare che l'ha fatto distinguere da anni di panettone. Ecco, diciamo che senza voler io tessere gli elogi, però Fresco ha dedicato tutta la sua vita, perché i ragazzi non solo prima li allenava, ma quelli che non potevano permettersi un professore a ripetizione a casa, ci pensava lui, ci andava di prima persona. Quindi Fresco, Gigi è stato in classe 61 come lo sono io, lui è aprile, io sono agosto, tanto per mettere appunto i puntini sulle i. E siamo giustamente nell'era del compleanno tuo e del centenario virtusino. Ecco, Fresco ha dato tutta la sua vita, si è immolato, si è laureato in pedagogia e poi dopo appunto direi una grande capacità organizzativa. Dicevano sempre, ma tuo papà se non avesse mollato, mio padre aveva fatto 11 anni fino a 79-80, poi ovviamente non si poteva mica più andare avanti perché crescevano le esigenze anche economiche dei ragazzi,
crescevano anche i costi. Pensa solo che mio padre aveva avuto la possibilità di avere uno sponsor come Albi Fiat Marcellino. Gliel'hanno addirittura dovuto pagare una multa incredibile a Mestre, che non si poteva addirittura mettere lo sponsor. Ecco, pensa a te come erano. E mio padre mi ricordo che disse: adesso non si può più andare con i cavalli, si gira con gli aerei, è giusto che entri lui, ha più passione, era anche molto giovane, però si è immolato. Diciamo che Fresco è come Fidel Castro per chi ci crede a Cuba. Guarda, hai fatto una similitudine lui è perfetta. già anche di quella parte là, ma dico politicamente, sì, tecnicamente è come il Papa per un cristiano, insomma, ecco. Proviamo a vedere, Andrea, se adesso Francesco è riuscito a stabilire il contatto. Ci senti, Francesco? Sì, io vi sento. Perfetto. Perché secondo Sentite? te Sì. ti sento. Senti, ti chiediamo così a secco, la Virtus si può definire una società sui generis, e perché secondo te? Certamente una società sui generi che negli anni chiaramente e ovviamente si è definita sul piano professionistico, perché se no non resta. Abbiamo il segnale un po' ballerino. Purtroppo facciamo un po' fatica a stabilire il contatto. Ricordiamo che Francesco Barana in questo momento è in transito, proprio in treno di ritorno a Venezia, quindi il segnale purtroppo non è dei migliori. Vediamo, attendiamo ancora qualche secondo. Questa è l'altra faccia della tecnologia. L'altra Stavo faccia della meglio tecnologia, io con il Andrea. mio paleogiornalismo sotto certi aspetti. Purtroppo sì, poi quando il treno è in movimento chiaramente le celle da una cella all'altra. Proviamo dalla regia un attimo a... Vedi, secondo me se si può intervenire. Sì, assolutamente, stiamo siamo qui, facendo delle analisi che non credo che si faccia in nessun altro Assolutamente. registro, né veronese né... Via su me. No. Vai Francesco. Sentite? Vai. Dicevo che sebbene sul piano ovviamente societario è diventata una società che si è consolidata a livello professionistico, altrimenti non puoi stare in certe categorie, però sul piano umano, morale, etico è rimasta una società, comunque una famiglia. Ecco, pensiamo che il presidente, il Gigi Fresco, che chiamano tutti il Gigi, neanche il presidente, abita l'appartamento a un trilocale a 300 metri dal campo dove si gioca la domenica. Ecco, penso che in Serie C ma anche in Serie D non ci sia una realtà in Italia che ha un presidente che vive a 300 metri dal campo. È una realtà che ancora consolida nel suo staff, nei suoi giocatori, un certo modo di fare, una certa realtà. Poi è chiaro che insomma negli anni ha fatto i conti, come è giusto che sia, con i professionisti, ma non esiste un'altra società in Italia che ha il presidente che è anche l'allenatore, non esiste una società in Italia in cui i giocatori non vengono per i soldi, ma comunque per un certo tipo di ambiente, perché comunque la Virtus ha degli ingaggi che seppur negli anni si sono ovviamente adeguati alla categoria, però sempre più bassi rispetto allo stesso livello, e quindi insomma è chiaramente a me non piace parlare di favola perché è un termine che detesto, ma hai detto bene tu Matteo, una società sui generis che mantiene dei valori in un mondo insomma che chiaramente è molto diverso da essa. Senti, Andrea Nocini diceva appunto che il segreto probabilmente di questa Virtus è proprio Gigi Fresco. Cioè, com'è stata possibile secondo te la scalata di ben 8 categorie? Anche per te il segreto o comunque la leva del successo è Gigi Fresco, oppure c'è dell'altro? No, lui chiaramente lui è simbolo. Io una volta l'ho definito in un articolo, in un'intervista che gli feci padre padrone, ma nel senso buono. Lui, anche se poi pubblicamente dice sempre che delega eccetera eccetera, è vero, però alla fine poi tutto ruota su di lui, attorno a lui. Perché? Perché è un visionario. Lui fondamentalmente è un visionario. È uno che quando era in terza categoria, parliamo degli anni 80, già parlava di Serie C, di professionismo. È uno che quando era a lottare per la salvezza in eccellenza continuava a parlare di professionismo. È uno che quando lo intervistai dopo la promozione in Serie C mi disse: io qua ci devo stare qualche anno perché poi devono arrivare in Serie D. E lui guarda sempre avanti, è un ambizioso e chiaramente, e poi è una persona comunque molto intelligente effettivamente, perché a livello culturale eccetera, insomma, quindi riesce sempre a capire come fare le cose. E poi secondo me lui è uno che ha un'empatia, secondo me, difficilmente
ripetibile in altri contesti con i giocatori, cioè proprio i ragazzi, i giocatori. Siccome io è un ambiente che ho frequentato tanto, l'ho seguita come giornalista ai miei inizi, quando erano ancora nei dilettanti, poi insomma con Gigi abbiamo fatto delle cose insieme, abbiamo lavorato insieme, è una persona che tanta gente si butta nel fuoco per lui. E abbiamo fatto la stessa domanda a un giocatore simbolo di questa squadra, Riccardo Cazzola, insomma veronese con un passato in Serie A nell'Atalanta, cresciuto nelle giovanili del San Zeno, ha girato molto l'Italia e ora è, ricordiamo, è un 85, quindi a 35 anni comincia un attimino ad essere maturo per la categoria, però porta tanta esperienza. Gli abbiamo chiesto qual è il segreto appunto di questa squadra, di questa società. La Virtus, insomma, dal primo istante in cui sono arrivato mi ha colpito, insomma, quanto ci sia di famiglia in questa società, ecco, perché la cosa che ti colpisce è proprio la gestione familiare. Siamo un gruppo di ragazzi dove non ci sono prime donne, regna l'umiltà, la semplicità, ognuno veramente riesce, in un spogliatoio così, ad esprimersi al 100%. Lo hai anticipato proprio tu, Francesco, no? Diciamo l'ambizione di Fresco di ambire sempre ovviamente a categorie superiori, a fare sempre meglio. La domanda che si fanno tutti chiaramente da qualche anno a questo punto è se la scalata potrà continuare, e sentiamo proprio Fresco su questo. Allora è chiaro che una volta arrivati qua il suo obiettivo di andare in Serie B c'è, anche perché se tu vai in Serie B c'è la sostenibilità completa. Non c'è più premi economici quando sei in Serie B, perché prendi un contributo altissimo dalla federazione, sono circa 4 milioni di euro, vero? Perciò è chiaro che lì poi... È un po' più perplesso invece su questa eventuale scalata il direttore generale Campedelli, anche se non esclude insomma a priori quello che sarebbe un sogno. Gli abbiamo chiesto anche un augurio speciale, visto che non c'è stata la possibilità, come ogni Natale per esempio, di incontrare famiglie, giocatori in presenza e quindi di scambiarsi il tradizionale Pandoro. Sentiamo Campedelli. Ma sì, allora, nel calcio e nella vita bisogna sempre sognare qualcosa di grande, questo è poco ma sicuro, però allo stesso tempo bisogna avere e mantenere i piedi ben saldi per terra, sapendo che per arrivare a certi risultati abbiamo bisogno, come dicevo prima, di essere strutturati sia a livello societario che anche a livello di squadra, e questo secondo me si raggiunge con gli anni. È chiaro che il nostro obiettivo sarebbe quello di provare a far parlare di noi come una realtà di quartiere che è partito da, come dicevi prima, 30 anni fa e passa con Gigi magari dalla terza categoria, arriva alle vette del calcio italiano. Però dobbiamo sempre avere chiaro che l'aspetto economico è fondamentale, e quindi strutturandoci man mano ogni anno nella categoria, poi secondo me dopo qualche anno si potrebbe anche provare a fare qualcosa di importante. Però sicuramente noi adesso dobbiamo pensare a mantenerla la categoria e a stabilizzarci in questa categoria. Poi è chiaro che noi abbiamo a che fare con Gigi, che è un sognatore, e per fortuna e grazie a lui e grazie a questo suo sognare siamo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati adesso, che per noi è già una cosa fantastica. Questo però vuol dire che possiamo sognare qualcosa in più, sì, sicuramente, ma senza mai perdere di vista l'obiettivo e la realtà. L'augurio è sicuramente di poterlo festeggiare questo centenario, perché ci speravamo tanto di poter festeggiare quest'anno insieme a tutta la società, tutte le nostre giovanili, tutti quelli che si adoperano, e sono tanti all'interno del mondo della Virtus. Purtroppo questa pandemia non ha permesso di festeggiare come avremmo voluto diciamo anche nella festa di Natale, queste cose. Speriamo che ci possa essere possibilità di farlo prima della fine della stagione sportiva, e siamo sicuramente fiduciosi di questo. Per noi siamo consapevoli che è un traguardo importantissimo per la società, che 100 anni di vita, che ha sempre guardato al sociale del quartiere, che ancora adesso tuttora, pur che siano i professionisti, dà sicuramente una mano a quello che è il tessuto del quartiere di Borgo Venezia. E quindi vorremmo festeggiare tutti insieme con i nostri ragazzi del settore giovanile, della prima squadra, e tutti gli allenatori, tutti quelli che lavorano anche volontari per la nostra società. Ci auguriamo che insomma dalla primavera in poi si possa uscire da questa situazione e tornare a festeggiare un po'
le cose che si potevano festeggiare anche prima. Ed è coerente l'analisi che ha fatto Francesco Barana, perché l'ha definito un sognatore, ovviamente Fresco, e l'ha ribadito anche Campedelli. Andrea, sarebbe sostenibile la Serie B secondo te in un momento in cui la pandemia sta decimando letteralmente le società? Ma sicuramente la Virtus salirà in Serie B, perché vedi, io volevo appunto chiamare anche qui l'attenzione il collega Francesco Barana. Vedi, si poteva fare in questo registro anche un parallelo, fosse un po' ardito, con quello che giustamente fu chiamato per anni favola, quella del Chievo. Chievo e Virtus vengono da due quartieri, uno forse più piccolo, quello del Chievo, ma era anche più finanziato. C'erano dei grandi sponsor, prima di Paluani c'erano appunto Card, che era autotrasporti eccetera. E quindi secondo me la Virtus, senza, ripeto, è un paragone molto impossibile a farlo per il momento, perché il Chievo ha messo dietro tantissimi anni di campionati di Serie A, però proprio perché c'è Fresco, bisognerebbe quindi sperare che sia eterno. È come quando tu hai una persona in un'azienda, Matteo, prendiamo un esempio, un titolare di un'azienda di grafiche, se sa che c'è il figlio che entra e che vuole raccogliere il testimone, ti assicuro che getta il cuore oltre l'ostacolo, si impegna anche in debiti eccetera, purché questa staffetta si porti avanti. Allora cosa vuol dire con Fresco? Fresco non ha figli, non ha moglie, ha la moglie, la figlia, i figli, c'ha tutto, la mamma che ce l'ha ancora al mondo, fortunato lui, però porta avanti tutto, incardina questo sogno, quindi si può andare anche in Serie A con la Virtus, è meno cedevole e più realizzabile l'altra favola, quella della Virtus. Lasciamo stare che tutte le società hanno avuto, vedi Cesena, Modena, appunto le loro alti e bassi, hanno avuto ovviamente tanti anni di celebrità, ma la Virtus, finché c'è Fresco, che è grande catalizzatore, grandissimo organizzatore, sa dove mettere le mani, e come ha detto giustamente Francesco, mi è piaciuto, me l'ha ricordato, e ne farò tesoro di questo suo paradigma, vive a 300 metri quindi per non dimenticarsi di poter andare a sentire l'odore dell'erba buona, che è quella della famiglia, della conduzione familiare. Secondo me alla Virtus deve ancora dire qualcosa di importante. Francesco, potrebbe essere proprio questo il punto di svolta, cioè trovare una sorta di continuità a Gigi Fresco, perché magari fosse eterno, chiaramente lo speriamo tutti, che duri ancora tanti anni alla guida chiaramente della squadra, alla presidenza, però forse il futuro della Virtus ci gioca proprio qui, se si riuscirà a trovare un erede. Francesco. Vediamo, Francesco è il segnale, probabilmente è in una Sembra fase lì che stia ascoltando per allora, riflettere per rispondere esattamente. Sta ascoltando, chiaramente siamo in treno, ma andiamo avanti, nessun problema, magari ci ritorniamo dopo quando il segnale sarà migliore, magari Francesco potrà intervenire. Diamo un'occhiata adesso alla Virtus, al campionato che sta facendo la Virtus. Guardiamo proprio da questo sito, direttacalcio.it. La Virtus ha una situazione un po' particolare, perché vedete, in testa c'è il Modena, poi nella zona playoff Sud di Tirol, Perugia, Padova, Cesena, grandi, nobili decadute, Andrea, Mantova, una tua città nel cuore che hai anche tu, sei stato tanti anni a Mantova. Sono stato dirigente, a Mantova. Riprese, sì. La Virtus è 11ª in classifica con 23 punti, quindi a 13 lunghezze dal vertice, ma la sua sfortuna, più che altro, se così possiamo dire, è che, vedete, ha fatto ben 11 pareggi. Eccola qui, quindi 4 vittorie, 11 pareggi, solo 3 sconfitte, alla pari per esempio del Perugia. C'è una sorta di pareggite che sta un po' ridimensionando la classifica della Virtus, che comunque sta facendo un ottimo campionato. E appunto, per vedere anche sostanzialmente che campionato sta facendo la Virtus e sentire che campionato sta facendo, appunto ascoltiamo ancora le parole di Campedelli. Ma se devo tirare un bilancio adesso, devo dire che quest'estate abbiamo dovuto un po' ridimensionare quelle che erano le nostre capacità economiche, perché poi non si può mai sapere, non possiamo mai fare un salto nel buio, e quindi abbiamo deciso di attuare una politica che va verso i giovani, verso i ragazzi che magari vengono da categorie inferiori, e quindi è sempre una scommessa, perché non sai mai come possa andare.
quindi direi che l'11° posto in classifica, pur che ci sia tanto da fare per arrivare alla salvezza, che è il nostro obiettivo principale, fino adesso ci accontenta anche perché nonostante che abbiamo lasciato qualche punto per strada magari che potrebbe essere stato meritato, però abbiamo lanciato tanti giovani, abbiamo lanciato tanti ragazzi che la Serie C non l'avevano mai fatta e ci hanno dato delle risposte positive. Questo chiaramente, per questo bisogna dare anche merito sia ai ragazzi sia a noi come società che li abbiamo pescati, ma soprattutto allo staff tecnico che li sta mettendo a suo agio per rendere al meglio una categoria difficile. E proviamo a vedere se per caso dalla regia c'è il segnale buono con Francesco. Francesco, ci senti? Francesco, dicevo, probabilmente il futuro della Virtus è legato molto anche... bene. No, ho sentito la tua domanda. Sì, io riesco a ascoltarvi bene, anche quando mi perdete io vi ascolto. Certo. No, dicevo, ti stavo dicendo che a Gigi, a Fresco, quando gli dicono qua magari ci vorrebbe un altro allenatore, lui risponde sempre: trovatevi un presidente, no? È una battuta per dire, insomma, che smetterà prima di fare il presidente dell'allenatore, però è una battuta chiaramente. Il problema della successione in realtà c'è, ma sono un discorso di Virtus, cioè tutti i grandi leader, lo vediamo anche nella storia politica soprattutto, no? Non sono mai riusciti a designare i loro delfini, i loro eroi, no? Sarà un discorso forse di ego o altre cose. È chiaro che oggi torniamo un attimo in studio, un attimo. Nella Virtus un altro digitale. Sì, dicevo, dite? Sì, no. Sì, un po' a scatti, ma sì, comunque prosegui. Dicevo, comunque il problema della successione c'è, perché chiaramente i grandi leader fanno sempre fatica a designare dei delfini o degli eredi. È vero che lui è ancora molto giovane ed è vero che ci sono dei dirigenti molto che ha una molto legata al suo presidente, molto più di altre. Assolutamente. Sentiamo anche il bilancio di Cazzola, Francesco. Il bilancio del campionato. Diciamo che ormai siamo giunti al Giro di Boa, col Modena sarà l'ultima partita del girone d'andata. Il bilancio è sicuramente positivo, anche perché comunque la squadra è stata rimaneggiata rispetto allo scorso anno. Ci sono stati molti innesti, molti giovani, molti esordienti nella categoria e quindi insomma, i punti che abbiamo li abbiamo conquistati, probabilmente ne meriteremo qualcuno in più per le prestazioni che siamo riusciti a fare, però insomma, ci accontentiamo e cerchiamo di lavorare per migliorarci. Pensate che la prossima partita proprio sarà contro la capolista Modena. Gigi Fresco non ha assolutamente paura di affrontare una partita del genere. Sentiamo perché. È una gara dura, però noi ci andiamo convinti di poter fare il risultato. Pur essendo una squadra forte, è una squadra che magari a livello di gioco magari giochi uguale, no? O magari anche meglio, però dopo loro sbagliano niente, cioè magari sono 6 partite che non prendono un gol, tanto per fare un esempio. Cioè, è lì. Per chiudere il cerchio un attimo su Fresco, abbiamo chiesto sempre a Cazzola anche di descriverci un po' questo allenatore presidente. Sentiamo le parole. È uno di noi, veramente. È una figura, credo, unica nel calcio, anzi senza credo, unica nel calcio. Fa parte dello spogliatoio, cerca di avere un rapporto che va oltre veramente il campo, ci tiene tanto al gruppo e vive il calcio così. Ti ripeto, la forza di questa società è proprio interpretare il calcio a un livello familiare, quindi veramente si crea un dove è quello stare insieme e diventa la forza del gruppo. Quello che molti non sanno, e dopo torniamo ai nostri ospiti, ma brevemente vorrei aprire questa parentesi, è che la Virtus ha anche un'associazione che ha aiutato molte persone in questi anni. Vediamo ad esempio qui uno degli esempi, preso dal nostro sito giornalepantheon.it, qui un articolo di Camilla Faccini del 25 settembre 2019, Sibi Sheikh, dall'inferno del Mediterraneo al paradiso della nazionale, un ragazzo di origine appunto gambiana, quindi del Gambia, che è arrivato in Italia con i tradizionali barconi della speranza e grazie alla Virtus ha trovato un riscatto e addirittura era stato convocato con la nazionale gambiana. Eccolo qui il portierone di quell'annata della Virtus e quindi
ha dato una possibilità Gigi Fresco a queste persone, a tante persone. Sentiamo le sue parole e poi andiamo da Francesco Barana proprio su questo. Abbiamo cominciato ancora i primi anni, quando facevo l'università, che seguivamo i tossicodipendenti, poi siamo andati a fare molte partite anche in carcere, così eccetera, sempre per dare una mano a chi ha avuto una brutta giornata o chi ha avuto problemi, no? Sì. Poi verso fine anni 80 c'è stato l'arrivo degli albanesi, la provincia si vede l'incarico di gestire l'arrivo a Verona, e poi seguimmo i profughi dell'ex Jugoslavia dal 90 al 2000, 2002-2003, specialmente quelli della Bosnia e Erzegovina, che erano le vittime, diciamo così, della guerra. E poi insomma, e poi abbiamo cominciato adesso con questi qua, con quest'ultima ondata abbiamo cominciato a dare una mano qua, diciamo, ecco. Francesco, senti, dopo andiamo anche da Andrea. È un impegno lodevole quello di Fresco con l'associazione, ma non è sempre stato interpretato positivamente questo impegno. Perché secondo te? Per questioni meramente politiche oppure c'è dell'altro? No, ci sono anche questioni politiche che insomma adesso forse è meglio non addentrarsi troppo. Voglio solo dire una cosa, che lui aiuta. Io sono di Borgo Venezia, sono cresciuto di fronte a Gavanin, tuttora abito a 50 metri da Gigi, conosco bene il quartiere. Lui lo vedo aiutare i più deboli da quando sono bambino, e lo ha fatto con gli italiani, lo ha fatto con gli stranieri, lo fa con gli italiani, lo fa con gli stranieri. Se ne parla solo da qualche anno e solo per certe situazioni, perché fa comodo politicamente parlare solo di certe situazioni, e se ne parla solo da qualche anno perché la Virtus negli ultimi anni ha avuto una visibilità ovviamente importante. Però io è dagli anni 80 che vedo prima aiutare appunto gente che ha problemi di droga e poi gente del quartiere. Ti racconto questa senza fare il nome del giocatore per motivi di privacy. Cioè, anni fa, ai tempi in cui giocava in eccellenza in D, per diversi anni ha giocato un giocatore nella Virtus che ha avuto anche problemi di salute molto gravi, e lui lo ha aspettato e poi gli ha pagato le cure e l'ha fatto anche giocare quando forse non era più il giocatore di prima, e forse dal punto di vista agonistico gli sarebbe convenuto sostituirlo e forse avrebbe vinto qualche campionato molto prima. Però una volta eravamo al bar assieme a bere un caffè, gli chiesi questo e mi disse: per me la cosa più importante era farlo sentire di nuovo un giocatore. Questo, ecco, penso che sia un aneddoto che non è mai stato pubblicizzato, ma spiega bene chi è Gigi Fresco, insomma, ecco, uno che ha sempre guardato più l'aspetto sociale che quello agonistico. Poi ovviamente andando avanti col tempo bisogna sempre, perché adesso i Serie C bisogna salvarsi, insomma, poi le ambizioni del campo ci sono sempre, però lui è uno che veramente ha sempre da questo punto di vista fatto del bene. Poi quando mi dicono che però lo fa perché insomma, io penso che siamo in un mondo che ditemi voi chi è un santo, ecco, nessuno, tanto meno io, tanto meno noi. Lui è uno che ha fatto molto del bene, ecco, e lo sta facendo ancora. Grazie Francesco. Andrea, anche se in contesti diversi, epoche diverse, possiamo però dire che questo atteggiamento, questa disponibilità da parte di Fresco è una sorta di continuum con quello che avevamo detto all'inizio della puntata aveva già inaugurato tuo padre, quindi stando vicino ai giovani, cercando di aiutarli, recuperando anche dei casi veramente difficili con gente che si era lanciata e purtroppo buttata anche nella droga. Ricordiamo negli anni 70 e 80 Verona era la Bangkok d'Italia, l'eroina girava in ogni dove, quindi fa parte un po' del DNA virtussino questo atteggiamento che ovviamente in tempi moderni, in tempi attuali si rispecchia nella figura di Gigi, ma che in passato ha fatto parte anche della famiglia Nocini. Sì, te l'avevo detto in anticipo, tratteggiando velocemente mio padre, che era una persona sia di scienza, che doveva appunto prima di tutto non sbagliare le diagnosi e mirare appunto
al far star bene i giocatori, qualsiasi atleta, perché è stato anche alle Universiadi quale inviato, quale medico sportivo e sociale, però diciamo sebbene con caratteri diversi, mio padre passionale, vulcanico, Gigi Fresco più razionale e magari più calcolatore, perché davanti a pochissimi sponsor lui doveva andare avanti e garantire il calcio, questa sorta di appunto sfogo sociale appunto nel quartiere. Sai, non era facile il discorso che ti ho rimbalzato prima senza volerlo, non ci siamo neanche messi d'accordo prima di venire in onda col discorso del Chievo. Il Chievo partiva appunto da uno sponsor importante che ti garantiva il fatto di poter fare un progetto di 3 anni. Gigi Fresco doveva sempre bussare alla porta, magari lo fa adesso con altri suoi ragazzi, è sempre stato vicino al sociale, ai carcerati appunto prima nel recupero dei tossicodipendenti, ma se ti ricordi era il discorso prima di mio padre quando andò appunto, non dico con la scarpa come fece Khrushchev, a battere il pugno. C'era un certo Artemio Franchi che era ospite allora di Galuppo, di 90 Vicentina, ancora vivo, di 92 anni, appunto il geometra, per chiedere almeno un campo per avere una zolla di terra di meno e anche una cella sia frigorifera che anche di manicomio. Il discorso è questo, che diciamo, dicevi prima Fresco, ma hai visto, allora innanzitutto chi vince è sempre un po' antipatico, però la gente deve riconoscere, come diceva prima Francesco, fino a un certo punto sono d'accordo con lui, perché il discorso è questo, che al giorno d'oggi nessuno si interessa di te. Fresco continua a interessarsi del sociale, di chi sta male, gli anziani eccetera, quindi non c'è più neanche nessuno, ci sono dei genitori che non ne interessa neanche dei figli, perché li seguo anch'io. Il disagio nella mia parte lo seguo sempre perché ce l'hai nell'anima. Sei un sociologo perché segui anche le direttive, i segmenti, i disagi, le comunità d'opera eccetera. Quindi Fresco, quando si è creato questa cosa, lui ovviamente partiva anche da una tinta politica, perché è stato nostro presidente, nostro sindaco della nostra circoscrizione, capisci? Lì si è dovuto scontrare con chi non era d'accordo con lui, e credo che col calcio e con i risultati, che sono quelli che poi contano, che rendono forse meno la favola fantasiosa ma più realistica, lui si sta strada facendo anche, sta conquistando anche l'opposizione di chi vuole essere opposto a lui, perché quando uno dà la vita per un ideale che è inerente, si incarna, di pallavolo, di calcio, si parla di recupero sociale delle persone, credo che non dico neanche che siamo a livello di santità, ma comunque un grande applauso merita in tutta la penisola italiana, e quindi è un personaggio unico, presidente e allenatore. Questa è la sua seconda unicità, oltre che a vivere a 300 metri un trilocale vicino al Gavagnin Nocini. Francesco, gli è rimasta impressa a Nocini questa notizia che hai dato stasera, no? Che appunto Gigi vive in un appartamento, potrebbe probabilmente anche per lo status che ha di presidente, di allenatore, anche permettersi qualcosina in più, invece non abbandona le origini umili, e questo probabilmente si riflette anche nei giocatori, perché l'ha detto Cazzola prima. Lui ha giocato in Serie A nell'Atalanta, ha fatto delle belle annate anche da professionista vero nella massima serie, però si è sentito subito in famiglia, e non è una retorica, penso. Io non ho mai giocato per esempio per la Virtus, però ho conosciuto tante persone che hanno giocato in quella squadra, e il disco è sempre quello, cioè vuol dire che effettivamente è così. Sì, è così senza retorica, cioè spesso in tante realtà si è un po' frizzato, ma vediamo se recuperiamo. Dai, sono gli ultimi istanti, gli ultimi minuti. Tanto Andrea, ovviamente ne approfitto per ringraziarti, perché la tua testimonianza è preziosissima, ha inquadrato perfettamente quello che è il fenomeno Virtus, fenomeno centenario, ovviamente dal 1921 all'interno di un quartiere importante come quello di Borgo Venezia, dove ovviamente la società ha contribuito a creare amalgama, a creare... di sfociare nella retorica. C'è il treno in movimento, quindi il segnale va e viene. Francesco, riproviamo. Sì. Niente. Se è davvero così, dai, riprova un secondo, l'ultima volta. No, ma hai detto tutto.
niente, dai. No, rinunciamo. Ti ringraziamo, Francesco, chiaramente, per essere stato con noi, anche tu per esserti collegato. Cioè, veramente parlare così, no? Sembra ma soprattutto che devi... mi senti? Vai. Sì, niente, ma Telegrafico è una realtà veramente semplice, a partire dal suo presidente, e quello che dicevo dell'appartamento è vero, ma anche tante altre cose. Ciò è, va bene, dai. ad esempio, la dei... Va bene, Francesco, rinunciamo un attimo perché il segnale è molto disturbato. Ti ringraziamo per comunque la tua preziosissima testimonianza, perché ci hai dato uno spaccato chiaramente di una persona che vive il quartiere, che ci è cresciuto, e quindi ti ringraziamo. Grazie, sai. Vedi il discorso che ti dicevo prima, sapere di avere un delfino. Innanzitutto questi personaggi hanno delle ombre lunghissime che si depositeranno su chi appunto sarà l'eventuale successore. Ma vedi per esempio l'esempio che abbiamo avuto in Serie C2, la San Bonifacese prima della Virtus. Perché non è andata avanti? Perché secondo me si era ridotto tutto quanto ad un business. Il dio denaro. Denaro, mentre qui chiaro, servono, per carità, non soldi. nascondiamoci, se no facciamo ridere i polli, certo, che i giocatori della Virtus non vadano a prendere dei soldi, almeno saranno messi al minimo dello stipendio, certo, perché a questo non ci crede nessuno, siamo tutti grandi, vaccinati, anche siamo molto aggiornati per via dell'innovazione tecnologica, dei social eccetera. Però ecco, sapendo che è tutta roba di fresco, è tutta sua e durerà finché c'è lui, e questo è l'elemento determinante, il know-how appunto di questo slancio virtusino che è ancora in corsa, cosa che non è. Io spererei che fosse così anche il Legnago, che deve avere continuità con Venturato, che ha anche praticamente un figlio 32enne, appassionato, Marco Davide, appunto il nuovo presidente, l'attuale presidente del Legnago. Allora così dai oltre che devi saper investire e interessare la comunità con cui ti rapporti. Certo. Non può essere solo tu alla virtù. Andrea, chiudiamo un attimo con l'augurio di Cazzola, perché dobbiamo chiudere, ma guardiamo un attimo l'augurio del centrocampista virtusino. Beh, insomma, che possa proseguire in questo percorso che la rende unica nel panorama calcistico. Insomma, io mi sono fatto raccontare da Gigi un pochino la storia dei suoi 30 anni, che sono un po' anche la storia della Virtus, no? Perché Gigi rappresenta veramente la storia di questa società. Augurare a più 100 anni credo che sia limitante, spero che ne siano molti di più. Però ad oggi, insomma, l'augurio è quello veramente di una realtà che si continui a consolidare e, perché no, ambire a sognare fra qualche tempo a categorie superiori. Andrea, siamo davvero in chiusura, siamo arrivati agli sgoccioli, quindi volevo ringraziarti personalmente per essere stato qui con noi, per averci portato il ricordo di Sinibaldo Nocini e dell'origine di quegli anni straordinari della Virtus, che ora si riflettono in una grande società professionistica di Serie C, con ambizioni anche, abbiamo sentito fresco, no, più alte. Quindi grazie Andrea davvero per essere stato qui con noi. Grazie a te, spero di essere stato un minimo discreto regalo di compleanno tuo, visto che i 40 non li si ripetono tante volte nella vita. Assolutamente. Li si allungano ma non si ripetono. Grazie Andrea, e ciao, Verona Live torna domani sera.